Per i comuni sempre nuovi obblighi e sempre nuove voci da mettere in bilancio. Quanto rischia di essere complicata la stesura dei bilanci comunali per il 2012? Ma ormai il 2012 è l'annus horribilis per i comuni e tutti gli enti locali. Tutte le manovre e le norme che sono state fatte in questi ultimi mesi hanno complicato sempre più la vita degli amministratori e dei sindaci, che sono nella reale impossibilità di fatto di riuscire a gestire l'ente locale. La nostra speranza è che un domani si possa giungere a un miglioramento della situazione, perché così amministrare è veramente impossibile. Nel convegno sono stati affrontati vari passaggi che hanno portato a questo. Cosa consente di consigliare ANCI Veneto ai sindaci e ai dipendenti comunali? Durante l'incontro ANCI Veneto stessa, durante tutti questi nostri seminari che abbiamo fatto, abbiamo visto che i comuni del Veneto hanno sempre adottato, nella stragrande maggioranza dei casi, un approccio di tipo prudenziale, cercando di appunto mantenere in equilibrio l'ente, garantendo i servizi. Il problema è che la complessità delle norme e le risorse sono tali che questo è veramente difficile, anzi quasi impossibile. Quello che ci sentiamo di dire è che davvero è necessaria una riforma completa dell'attuale sistema di finanza pubblica locale, viceversa il sistema dei comuni verrà meno perché non ci sono alternative. Perfetto, grazie mille.